ringrazio Alessandro e procedo per portare a conclusione quelli che sono i nostri punti programmatici. Ovviamente per dare sviluppo al Paese bisogna rilanciare anche le attività produttive e questo appunto, come ha detto Alessandro, promuovendo una collaborazione, un rapporto semplice e diretto con gli imprenditori mediante la creazione di appositi piani di sviluppo e di attuazione, mediante la semplificazione e l'efficienza burocratica e introducendo delle attività commerciali e di piccolo artigianato nel centro del nostro paese, proprio per rendere la piazza sempre più vivibile e a portata del cittadino. E ovviamente concludiamo con le risorse naturali, che non sono meno importanti di tutti i punti che abbiamo trattato. Il parco, lo sappiamo, l'ha detto anche Alessandro, è la risorsa più importante che abbiamo nel nostro territorio. Comprende appunto il fiume Lemene, il Regna e i laghi di Cinto, ed è importante che venga fatta una pianificazione del parco in collaborazione con i cittadini e non solo, anche con privati, comuni, provincia e regioni. Tutto proprio nell'ottica di attivare questa risorsa. Lo sviluppo appunto turistico ricettivo, come diceva Alessandro, come luogo di attrazione, ma non solo, anche di interesse scientifico. Quindi la creazione di una rete di collegamento per rendere usufruibile il parco ai cittadini e la creazione di un piccolo centro didattico a scopi didattico-scientifici. L'agricoltura sappiamo essere anche questa una delle fonti tradizionalmente più importanti del nostro paese e anche qua va potenziata realizzando con gli agricoltori un piano per il rilancio dell'agricoltura e quindi prevedere ovviamente un piano anti-allegamenti e d'intesa con gli enti, le scuole e le università che ci sono nel nostro territorio realizzare anche un'area agrotecnica per delle culture innovative ad esempio e collaborare con le associazioni per promuovere proprio i prodotti del nostro territorio, pensando magari a dei prodotti più particolari che sono tipici del nostro territorio, pensando quindi di dare una denominazione comunale a questo tipo di prodotti per incentivare anche qua le attività commerciali e produttive. Io con questo ho concluso, ringrazio tutti per l'attenzione e alla tua riflessione. Il nostro programma è partito proprio dall'esigenza e dai bisogni di noi cittadini. Quali sono stati? Ci siamo accorti subito alla mancanza sul sociale, sull'attività di associazionismo, sul volontariato e i punti del programma, dello studio del programma è partito da questo. Il nostro cuore è il riattivare la nostra comunità, dare libertà ed autonomia alle associazioni presenti, farne crescere di nuove, collaborare con i cittadini e ascoltarli. E ovviamente, come hai detto tu, l'amministrazione deve fare l'amministrazione, deve ascoltare i cittadini, deve dare libertà alle associazioni. Silenzio di nuovo. La gente è soddisfatta del programma. Se vuoi posso fare un'integrazione sul ragionamento che faceva Rolando. Grazie Piero, sono grande. Diciamo che l'osservazione che ha fatto Rolando mette in evidenza secondo me un aspetto importante, che ci sono stati diciamo, una serie di fatti significativi che sono verificati in questi 10 anni. E cioè un distacco in qualche modo appunto tra l'amministrazione e il cittadino, no? Nel senso che il comune è diventato sempre di più un palazzo, diciamo, un qualche cosa che quasi più si teme per quello che può fare nei confronti del cittadino più che un servizio invece nei confronti del cittadino. Quindi ci deve essere un riavvicinamento appunto dell'amministrazione ai bisogni reali e questo lo si vede proprio qui
questa sera, perché il fatto che queste persone così giovani si siano assunte, diciamo, questo onere, perché è un onore ma anche un onere, è nato soprattutto dal fatto appunto che si sono resi conto in maniera proprio palese di questa carenza, e della necessità come conseguenza di dire: ma se io voglio bene al mio paese, in qualche modo devo fare qualche cosa, e quindi sono scesi in campo proprio con questo obiettivo. Quindi l'obiettivo principale appunto che caratterizza questa lista, e in particolare quindi anche la novità assoluta, insomma, di avere per la prima volta un gruppo così numeroso di persone qualificate, giovani, competenti, e di avere una donna poi che è a capo, un fatto estremamente importante, no? Anche perché parliamo sempre di uguaglianza, diciamo, tra i cittadini, uguaglianza tra uomo e donna, ma in realtà questa uguaglianza ancora non c'è, no? Ecco, quindi questo rappresenta già un aspetto molto importante. Noi abbiamo una struttura che è stata creata 15 anni fa, che aveva il ruolo in qualche modo di portare avanti tutte quelle che erano molti aspetti significativi del paese, e cioè la Proloco. Ecco, la Proloco doveva essere l'elemento di stimolo nei confronti e di legame tra l'associazione, tra le varie associazioni del comune. Doveva fare da interfaccia, doveva fare da stimolo, doveva stimolare tutte quelle che erano le attività, diciamo, del paese. In realtà cosa è successo? È successo il contrario. La Proloco è stata una pura emanazione dell'amministrazione e si è sostituita in molti casi proprio dall'associazione. Posso dire qualcosa in più? È stato un trampolino di lancio per la politica sindaco uscente. Sì, vabbè, quello storicamente è usata solo per quello. Vabbè, quello è poco rilevante. Quello che è importante è che noi dobbiamo appunto rovesciare un po' tutto, cioè dobbiamo dire appunto l'amministrazione faccia l'amministrazione, la Proloco faccia la Proloco, le associazioni facciano le associazioni, e quindi bisogna riprendere in mano in qualche modo il paese. Ma chi può prendere in mano il paese? Questo è secondo me il punto importante. Chi se non i giovani? Chi se no una nuova forza in pratica che si ripresenta nel paese? Quindi questa è un'opportunità importante. Se vogliamo cambiare, i cittadini di Cito e di Settimo, di San Biagio devono dirsi: ma da che parte mi devo mettere se voglio cambiare qualche cosa? Allora, mi sembra molto evidente che se noi vogliamo cambiare qualche cosa, c'è una parte che è in grado e che ha la voglia di farlo, e c'è un'altra parte invece che vuole mantenere lo stato di fatto. Questa è una riflessione importante da fare, no? È una riflessione importante perché se effettivamente c'è stato questo distacco, io quello che temo è che questo distacco diventi ancora più grande, e quindi quello che bisogna fare è fare una scelta precisa. Qui è data un'opportunità a questo Paese questa volta, diciamo, di fare un cambio generazionale, perché è evidente che questa amministrazione questa, diciamo, lista che si sta presentando rappresenta un salto generazionale. È un salto di 20 anni, perché siamo passati, diciamo, dall'amministrazione mia, io sono un cinquantenne, siamo passati a quella di Bagnariola che è settantenne, torniamo indietro a una generazione, diciamo, che è quarantenne o trentenne. È un fatto significativo molto importante. È proprio questo il succo principale, perché poi ci si può anche andare a dire: ma questo si può fare, questo non si può fare. In realtà la cosa significativa, la novità importante che si presenta in questa elezione è appunto questa. E mi sembra abbastanza semplice capire che se io voglio cambiare, se voglio far sì che appunto il cittadino si riappropri di questa amministrazione, c'è una lista che è in grado di farlo. Se invece vogliamo che questo distacco aumenti ancora di più, c'è la possibilità di fare anche questo tipo di scelta.